Big Bang, la trasmissione. Ragazzi, dove eravate? C'è la trasmissione, dai, andiamo. Che vi devo dire? Siamo felici, siamo contenti, pensiamo di continuare così, anzi non vogliamo più fermarci. Quindi andiamo avanti, l'Udinese ha vinto, 39 punti, mi pare, occhio e croce, 15 più dell'anno scorso. Non è male, diciamo. Lorenzo, devo dirlo, come ogni inizio trasmissione, devo dirlo, 39 punti meno 11 partite alla fine del campionato. Devo dirlo, perché sto dicendo ultimamente. Elio, ti ho detto anche prima della trasmissione, te lo dico anche adesso. Bene. Godiamo, Lorenzo, certo che godiamo. Elio, prenditi una camomilla, per favore. No, mi ha dato il caffè adesso qui. È peggio ancora che andare di notte. Ernesto Bozzo, vi presento gli ospiti stasera. C'è anche Beppi Marcon e purtroppo c'è anche Elio Merois col caffè. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Salutiamo Stefano Pontoni e Alessandro Vescili. Grazie. Vi volete cambiare inquadratura perché devo stare qui? Perché mi leggo ti abbiamo lasciato lì perché volevamo che tu facessi una introduzione un po' più corposa. Godete, friulani! Così ti riconosciamo. Ci stavamo preoccupando. Godete. Io ti ho lasciato l'inquadratura su di te proprio perché volevo che facessi il tuo grido di battaglia. Tu sei un gran paraculo, Stefano. Ernesto, infatti ti abbiamo visto sottotono perché abbiamo dovuto aspettarti un quarto d'ora perché non ti guarda che ti arriva uno scaffione via streaming, ci arriva. Vedi? Ci scusiamo per il ritardo. Sì, amici esatto. che ci ascoltate, ci scusiamo per il ritardo dovuto esclusivamente ai ritardi classici, ormai cronici di Ernesto Bozzo. Possiamo andare avanti. Sì, arriva, tu lo sai, le star si aspettano. Avevi il premio Oscar ieri. Scusa, È venuto da Los Angeles, scusate, il ritardo dell'aereo, quindi. Ciao Ernesto, ciao Beppi, ciao Elio, ciao Stefano. Che vedevo Bene, partiamo da un Toven da 10 l'altra sera, rigore, ma comunque tanto altro. Scusa, sei francese, gioca in Italia e lo scrivi in spagnolo. Ma non ti va bene mai niente? Ma sei un testone. Cioè, io devo dire la verità che secondo me ti droghi. No, se mi drogassi, guarda, non verrei qua con te a sopportarti tutti i lunedì. Scusa. Toven, Lorenzo, gran prestazione. Toven, vabbè, se parliamo di Toven abbiamo perso solo del tempo ormai, quindi cosa vuoi dire di più, insomma? Toven è Toven, mi è piaciuto che si è trovato così senza pagare un bodyguard a sua disposizione, quel Luca che spingeva tutti quanti lontano perché doveva battere Toven. È stata una scenetta veramente da cartone animato quasi. Ecco, è stato tutto bene, cioè è successo quello che dicevamo l'altro lunedì, cioè che quello che è successo domenica scorsa con rigore battuto da Luca
con le scuse, con le queste, Sì. quell'altre cerimonie, si è Pace cementificato fatta. ancora di più il gruppo, perché si è Pace visto un fatta. gruppo che pace fatta, pace atta, direi io. Sì, Perché pace atta, fatta. Ho fatto un po' da bodyguard, no? Lorenzo Luca l'altra sera è andato a prendere il esatto, pallone, poi è venuto uno del Parma a protestare, lì Luca ha fatto da scudiero di Thauvin, va bene così, sì. calciato bene il rigore, Suzuki non c'è riuscito ad andare a prenderlo. Quello che Sì, questa interessa, ti dico, è una bella archiviato marca anche. tutto quello che è successo a Lecce, quello che conta è segnare, vincere, fare punti, tutto Sì, il resto passa in secondo piano, dai. no, però conta anche un'altra cosa, volevo dirti, andiamo subito al sodo, cioè noi abbiamo fatto un primo tempo in cui il Parma non ha superato la metà campo, siamo d'accordo? Cioè dobbiamo imparare adesso, vabbè, capisco che c'è un po' più di libertà mentale, non ci sono più le ragnatele, diciamo che la salvezza è raggiunta, abbiamo giocato bene, però ragazzi bisogna essere un po' più cinici davanti alla porta, abbiamo sbagliato 3 gol nel primo Forse tempo. questo è l'unico neo, no, della partita. Ma Bambini. nonostante Eh. ciò 0 gol presi, ragazzi. Sì, ho capito, ma guarda che all'ultimo momento se non c'era la gambetta di Solé, Vabbè. Sì, vabbè, e se non però c'era Sorpadelli, alla fine Solé, ecco, ci ha salvato, Chi fai diciamocelo. foto adesso? Ti stai facendo un selfie, no? Sì, ci sono i nostri tifosi che sono sempre molto simpatici. Quando vinciamo sono ancora più simpatici rispetto al solito, mi divertono molto. Se ti chiedono che hai dei fan. Sì, noto. Ma Dio buono, ma perché devi buttare via tutti sti soldi per pagare la tua clac, Ernesto? Beh, perché mi diverto, anche perché quando vado in giro Ma per insomma, abbi strada, in pazienza, questo modo ho la risparmia. gnocca che mi salta addosso da Siamo tutte in le momento, parti. siamo in un momento di deflazione, di inflazione, questo e Ma quell'altro, te tu lascia devi spendere stare, si coltiva per il per questo. futuro. Ernesto è una prima donna, dobbiamo pagare per aspettarlo. Ma dove sei? Ma Sono venuto a risparmia un po'. conoscenza che tutti quelli che gli scrivono in forma positiva sono tutti i suoi parenti. Lo so per certo. Ma mi paga, quello è il guaio. Clienti e parenti. Clienti e parenti. Si fa vuol quello dire che ha si può. tanti parenti. Esatto, cioè, qua è tutta invidia, eh. Torniamo al Lorenzo, campo. vogliamo Vai, fare Beppe. gli auguri a Sì, oggi a un non nostro- rispettate la mia scaletta in nessun Ah, modo. Non la rispettiamo mai. Ormai, no, Ecco, no, bravo. Beppi, dai, ormai, Dai, facciamo ormai gli vai. auguri. Elio non rispetta la scaletta. Vai, Beppi. No, facciamo gli auguri al nostro grande killer. campione Arthur Zico, che ci ha regalato Grande. delle gesta incredibili per 2 anni qua a Udine, e non solo di qualità ma anche di umanità. Quindi tanti auguri a Arthur Zico. Grande il killer, è il Galigno, indimenticabile. Vi ricordate quando Zico venne a Udine a fare la partita per i terremotati? Maniche, che ti ricordo, mezze maniche, era un gelo allo stadio, una cosa, guarda, e sono venuti quella volta cioè è stato un bellissimo gesto. E poi pensare che Zico sarebbe venuto a Udine a giocare, cioè era una cosa impensabile. Scusa Elio, togli una curiosità, ma oggi hai i bigliettini perché a causa dell'età non ti ricordi niente? No. Cioè non è che vieni e credi Allora, di essere tifoso del Milan, no? Allora, no. Hai capito cosa fa? Ti ruba la scaletta. No, non è la scala, questa è la scala. No, se tu mi dai il permesso, io vorrei anche dire, no? Allora, Ma c'è la scaletta? Stiamo con i piedi per terra. Oh, no? lo sapevo. Con i piedi per terra. Alessandro, Però io devo dire una cosa, no? Mi sono solo andato a magari vedere, le dicessi sono solo andato a vedere una. il calendario. Allora, se l'Udinese continua con questa performance, e noi dobbiamo sperare che gli altri in qualche modo mollino. E allora io dico subito, no? Ci saranno delle partite tipo Bologna-Lazio, in futuro Fiorentina-Juventus, Fiorentina-Atalanta, Napoli-Milan, Milan-Fiorentina, Roma-Juve, Bologna-Napoli, non c'entra niente. Sì, Bologna-Napoli. Mi Sì, dai sì. uno scapaccione Atalanta, Bologna, Porta una Lazio, Roma. figa. Sfiga. Basta Elio, Ernesto, fallo tu non hai tacere. invidioso. Allora, volevo dire che tutti questi scontri diretti
senza poi dimenticare che l'Udinese giocherà con il Milan in casa, con il Bologna in casa, con la Fiorentina in casa. Sì. Allora io dico, ma sì cosa? Sì. Io dico, se l'Udinese continua con questa performance, che le altre cominciano a molare un po', io dico, l'appetito viene mangiando. Tutto qua, se poi non ti va bene, Ernesto, ormai sai, purtroppo, guarda, in Serie B, purtroppo per te, in Serie B non andiamo quest'anno. Avrei bisogno... Ti è andata male. Ti è andata male anche quest'anno. Avrei bisogno di un proctologo, perché mi sto ravanando a più non posso. Cioè, ci sono tutti i nostri tifosi che hanno perso l'utilizzo, non ti dico di cosa, a forza di toccarsi di fronte a queste cose. Anche Stefano ha la mano sotto. No, Stefano, allora battete le mani, forza. No, comunque adesso parlando seriamente, cioè io dico... No, io guarda, ha ragione Elio, finché c'è il sogno bisogna sognare, la vita è fatta di sogni, tu non sei un sognatore, non sai godere, Ernesto, non sai godere. Non gode perché non sogna. Non sa godere, digli qualcosa anche tu, dai, digli qualcosa. Io dico solo una cosa, pensiamo partita a partita. Bravo. Partita in partita, dopo tutto quello, se succede, è una cosa grandiosa. Se succede, ma se succede, non succede, Stefano, ma se succede, noi lo sappiamo, no? Ma se succede, cosa faremo? Ernesto, dici tu. Saremo sul carro. No. Anche lui no sul carro. Dici. Allora, il problema, sai qual è? È che se non succede, Amen. loro due sono dei anzi voi tre, tu ti sei affiliato, inutile che ti ci metti. No, io vi fate la nomea di porta sfiga, che quando attraversate una strada, la gente vi guarda come fosse dei gatti neri e ci ravana. Allora, senti, se si ravana vuol dire che sotto c'è qualcosa da ravanare. Sì, c'è da ravanare, non ravanare. Lorenzo, tu che sei vecchio, gli puoi dire che queste cose non si dicono? Lorenzo, tu non sei vecchio. Non serve, a parte il fatto che ha ragione Ernesto che sono vecchio, ma proprio perché sono vecchio, Elio, smettiamola con ste menate, perché veramente comincio a toccarmi anch'io, farò fatica a trovare, ma insomma, comunque, basta. Lorenzo, se tu vai a vedere il calendario, ci sono degli scontri. Ma ho capito, ma va bene, ma sogniamo tutti il sogno. È chiaro che noi domenica c'è la Lazio, sogniamo di andare a vincere, è chiaro, anche se si è battuto il Milan. Ho capito, con Elio. User, hai tutta la mia solidarietà. Ecco, ma sta lì a rimenarla, a rovinare queste cose, eccetera. Ha detto che sei simpaticissimo, ha detto che se non ci fossi tu non guarderebbe la trasmissione. Una cosa è un dato di fatto. L'Udinese ha 39 punti, l'anno scorso ha chiuso con 37, quindi il meglio dell'anno scorso è già stato fatto. Mancano effettivamente tante 11. giornate. 33 punti in ballo. 33 punti in ballo. L'ultimo anno che arrivavamo in Europa, a questo punto avevamo più o meno della stagione, avevamo la stessa situazione, no? Di punti 40. di classifica. 40 Quindi punti. 40 punti. Quindi è lecito sognare. Non mi sembrano che quelle che stiano davanti siano dei fulmini. Assolutamente. Sì, però Stefano, dobbiamo sperare anche nella Coppa, come hai detto tu. All'ultima volta che siamo andati in Europa, che avevamo più o meno gli stessi punti. Sì, però quest'anno dobbiamo guardare in faccia alla realtà, diciamo, ci sono davanti a noi tante squadre e il distacco non dico che sia incolmabile, ma è importante il distacco, che per quello io prima dicevo giochiamo di partita in partita, poi tutto quello che viene, appunto, augurandoci, se dobbiamo proprio avere dei sogni, che l'Inter vinca la Coppa Italia, così si libera un posto e con il settimo posto puoi andare in Conference. Ecco, è chiaro che siamo liberi di sognare. Comunque Bepping, a questo punto del campionato, no? Cioè adesso entra anche la punta Davis, no? Davis, e cioè i ricambi ci sono, c'è questa squadra adesso. È panchina. Cioè, allora io dico una cosa, tu puoi andare a giocare con la Lazio. Puoi andare a giocare con la Lazio, ma con la Lazio non è che vai là con la paura di... Come siamo andati l'anno scorso. No, l'anno scorso abbiamo vinto, eravamo a Roma, abbiamo vinto addirittura. Siamo andati dal Papa. Siamo andati prima dal Papa e poi siamo andati in albergo a vedere i giocatori, salutare i giocatori. Io ti dico una cosa, io adesso con la Lazio non so come va a finire, ma una grande, però io sono sicuro che con la Lazio
adesso l'Udinese, oggi come oggi, se la gioca. Con tutte. Se la gioca con la Lazio. L'Udinese se la può giocare con tutto. Adesso battere In questo l'Udinese momento è difficile. difficile, E lo stanno è dicendo tutti difficile. gli allenatori che trovano di fronte all'Udinese. È morto È Ernesto. come andare dal dentista, no? Dicono. Ernesto, sei morto. Cosa ti è successo? Che Sono allora, tempi cupi per Ernesto. no, assolutamente. Allora, assolutamente. Il problema è che nel mio DNA ho anche sangue un attimo più caliente e quindi Poco però. poco perché sono più isolano che terone. Dicono che non arrivi a fine puntata sano. Abbiamo un defibrillatore qua. Se Elio continua così, Elio che non arriva a fine puntata sano perché lo meno. Sappiate una cosa, che poi noi a fine trasmissione poi ci baciamo sempre. Sì, con la lingua. Sì, Cioè, con la lingua. no, allora, io direi che è il caso di E non venire proseguire. fuori col perizoma perché ormai puzza ed è sporco. Io- Mettilo anziché Lasciatelo leopardo, parlare, mettilo di cosa? Di Io- pelle di foca. Io credo che Lorenzo sia d'accordo con me e io proseguirei con la scaletta di Stefano, perché qui di sfiga ne abbiamo portata già abbastanza. No, io direi che stiamo facendo un ottimo campionato che il buon Costal è riuscito dopo 40 partite a capire come questa squadra Se lo avessimo fatto un andava- po' prima, come dicevamo esatto, perché ricordo che Abbiamo negli perso un po' di anni- tempo. negli anni noi diamo sempre degli ottimi consigli, ma siccome ci considerano di secondo livello non li ascoltano mai, ma quando li seguono poi iniziano a fare il risultato. No? Costal ha raggiunto la... Mettete il cognome non lo so dire. Rooney. L'allenatore Runic. Senti, non mi viene. L'allenatore dell'Udinese ha trovato la quadra ed indubbiamente con questo modulo è riuscito a rinvigorire giocatori che fino ad oggi hanno dimostrato veramente poco. E parlo soprattutto dei giocatori che lavorano sulle fasce, non di Ezibue, ma quantomeno a sinistra vediamo qualcosa di più. Accanto a questo abbiamo un Toven che è Da DS. Dio, questo poi da DS che non c'entra niente, un Toven che obiettivamente sembra rinato all'interno del campionato italiano e sembra poter fare la differenza. Piccolo inciso, oggi ha cambiato procuratore. E non è mai un bel segnale. Io vorrei capire il procuratore cosa c'entra con la partita di calcio. È come quando Elio mi dice hanno fatto plusvalenza e io gli parlo di calcio, non c'entra niente. E invece c'entra. Spiegami perché c'entra. Devi ammettere che i Spiegami- coach sono molto spiegami. bravi a fare plusvalenza. Io parlo di calcio, Eh, tu No, di calma, no, calcio, fermo. Restiamo su adesso Toven, sono veramente- non andiamo in giro per altri lidi. Restiamo su Florian Toven. E chi è il procuratore di Toven adesso, Stefano? Adesso il nuovo procuratore di Toven, ti dico, è la Sport Cover, un'agenzia francese. Quindi neanche spagnola, quindi il DS neanche lì. È un'agenzia spagnola, sì, ecco, mi fai confondere. Vedi, È un'agenzia francese. Allora, io non voglio essere il cielo del malaugurio, qui toccatevi tutti, però dico, già dato. Florian Thauvin ha un contratto in scadenza, se non sbaglio, no? Che ancora non è stato rinnovato. È vero che le parti si sono più volte viste, più volte incontrate, è vero che ha un ingaggio importante che qui a Udine. Però quello che dico è che spesso quando si cambia procuratore è anche per sondare nuove possibilità o per dare in mano qualcosa, progetti nuovi. Chissà che progetto questa società, questa agenzia gli ha prospettato. Quindi è vero che sta facendo un campionato mostro ed è un Thauvin così fa comodo anche alle grandi squadre. È altrettanto vero che parliamo di un giocatore che ha 32 anni, classe 93. Beh, non è vecchio. Non è vecchio, ma non è neanche... Non è di primo pelo. Non ma è non una vecchio. prima scelta... Però fisicamente ha dimostrato... Sì, con la ma sua aspetta, corsa adesso che- io ti dico, per fare un salto in una grande squadra da primario, se non lo so, sono ragionamenti che sto facendo io ipotetici. Quello che dico è, procuratore nuovo, occhio, perché scadenza ancora del contratto molto breve. Io mi auguro che l'Udinese e anche lo stesso Florian Thauvin
nel calcio non c'è riconoscenza, quindi su quello non ci piove. L'Udinese ha riscoperto Thauvin, che era un giocatore caduto nel dimenticatoio. E non lo so se adesso magari si va nel senso di un rinnovo o se va Esatto, può anche essere succedere il contrario, diciamo, che col no, nuovo sì, procuratore magari si le sblocca il parti si rinnovo. uniscano e trovano un accordo. Io dico, quando c'è unanime, un cambio di procuratore con consiglio del giocatore, è un campanello d'allarme che mi sta a significare che qualcosa si sta, cioè sul progetto sportivo ed economico di un giocatore sta accadendo. Quindi accendiamo questa campanella lì. E attendiamo. L'Udinese ha tutta la volontà di tenerlo. E tra l'altro ha già un ingaggio importante a Udine, perché è il giocatore, se non sbaglio, più pagato della rosa. Quindi è segno che Udinese lo vuole. Vediamo. Da oggi è un nuovo procuratore. Comunque, sai, potrebbe anche l'andamento del campionato stabilire quale sarà il futuro di Thauvin. Sì. Questo. Certo. C'è da dire una cosa, che il signor Deschamps, che sarebbe il commissario tecnico della nazionale francese, mi risulta per certo che lo stia seguendo. Sì, era stato anche inserito tra i preconvocati alle convocazioni, le scorse Qui lo convocazioni. dico e qui lo confermo. No, ma Thauvin, allora, La cosa non mi dispiace affatto, guarda, attenzione. quando si parla di Florian Thauvin, soprattutto i primi anni a Udine, quando arrivò Thauvin i primi anni a Udine, no, noi avevamo avuto un'impressione abbastanza negativa, no, di un giocatore che non capivamo, no? E quando no, fermo. Sì, ma al di là, lasciami finire il ragionamento. Quando non si capiva che tipo era Thauvin, cioè si sapeva che era un giocatore forte in Francia, che aveva vinto i mondiali e tutto. Però non conoscevamo così nel dettaglio, no? A 360 gradi cos'era Thauvin e quello che aveva dato il calcio francese. Se voi chiedete a un francese, a un marsigliese che cos'è Thauvin, è quello che per noi più o meno è Totò Di Natale, cioè uno dei giocatori simbolo del Marsiglia e della recente storia del Marsiglia, tanto per dirti le dimensioni. Quindi quando parlavamo con i colleghi francesi per chiedere informazioni su Thauvin e se questo giocatore potesse tornare o fosse ormai quello che abbiamo visto appena rientrato dal Messico, tutti ci dicevano: guardate, parlate di Thauvin che è un fenomeno. Thauvin è un giocatore di un altro livello. Stefano, se vai a vedere il tabellino delle partite giocate, i gol segnati, risulta qualcosa di importantissimo proprio, no? A Marsiglia. Microfono, Elio. Peccato che gli hanno annullato il secondo perché è stato un gran gol, quello per fuorigioco. Elio però va completamente fuori tema. Cioè, stiamo parlando di una cosa, lui parla di un'altra. Ok, parliamo del gran gol che ha fatto Thauvin, questo è portare. No, ecco, il ragionamento che faccio io su Thauvin è in ottica mondiale, perché comunque può giocarsi una chance ai mondiali. È vero che se vai in una grande hai una vetrina, però è altrettanto vero che se vai in una grande rischi di essere il quarto, il quinto, il sesto attaccante. Se è stato inserito tra i preconvocati, la vetrina ce l'ha anche una piccola. Appunto, quindi perché non restare a Udine e fare il leader e fare il giocatore simbolo dell'Udinese? Ci sono varie ragioni, visto che economica, visto che non esiste la riconoscenza, una economica e due, lui ha giocato anche l'anno scorso in questa squadra, era lo stesso Thauvin. Non era lo stesso Thauvin, l'anno scorso non era lo stesso Thauvin. No, oggi non lo voglia. Lascialo parlare. Finisci. No, era lo stesso Thauvin, ma c'era un'altra squadra. Potrebbe anche temere che l'anno prossimo non ci sia questa squadra e quello che dici tu, emergere in una squadra che va bene è più facile che emergere in una squadra che va male. Ci sono tante ipotesi. Toccati, è un'ora che ti stai toccando, ci sono tante ipotesi perché tu sai cos'hai quest'anno. Se ti chiedo, Stefano, l'anno prossimo sei convinto che faremo un campionato migliore? Non lo sai. E questo ragionamento non lo sto dicendo io, lo farà anche Thauvin e lo sanno anche i giocatori. Valuteranno anche, diciamo, la volontà del giocatore. Ma quella credo che gli interessi se vuole poco. confrontarsi con palcoscenici importanti, quello credo che gli tipo interessi Champions, poco. robe del genere. Sono tanti fattori, no? Comunque da oggi ha cambiato procuratore. Protagonista della partita, è giusto anche parlare di un altro grande protagonista della partita. Posso dire io qual è il grande protagonista? Vediamo se lo indovini. Il grande protagonista della partita
scusate, lui ha incasinato la Scaletta. scaletta, il grande protagonista della panchina è rimasto in panchina. Della partita è Ma rimasto perché? in panchina. Allora non hai capito niente, va bene? Non hai capito niente. Allora Perché dai, l'altro torniamo protagonista- indietro. Niente. Oggi la scaletta è Fai la scaletta, andata, rifai la la scaletta lui, è andata male. Lorenzo, perché non gioca Alexis Sanchez? Ma perché in quel modulo, io odio parlare di moduli, ma forse perché non ha ancora, diciamo, capito come si gioca, però insomma farei anche un'altra analisi, no? Cioè dice, ma come mai questo cambiamento è il modulo, eccetera? Sì, sarà anche il modulo, attenzione. Però secondo me il cambiamento è dovuto a due cose. Intanto l'ingresso di Solé, secondo me ha fatto crescere molto Bijol, perché aveva fatto un campionato fino a quel momento, fino a dicembre, un po' così così. Ha fatto crescere Bijol, Camara è irriconoscibile, l'avete visto tutti. Giochicchia pure meglio anche Zibue, a parte che io vedo sempre bene da quella parte, sempre Christensen, però io credo che al di là di tutto ci sia una preparazione atletica, non dico mirata, perché insomma è difficile poi, però c'è una preparazione atletica che sta venendo fuori, perché questi Sì, corrono ma dimmi di adesso. Sanchez, non Sanchez, girarci attorno. no, il problema di Sanchez, Sanchez evidentemente in questo schema qua per Runec non ci sta. E a questo punto Cosa diamo, fai allora? Cosa fai? ma non ci sta per ora, voglio dire, fammi Lorenzo finire, cioè, sta non ci sta finendo per ora, però, campionato, Il resto esibisci. cioè lo però mette io dentro, credo che lo mette Sanchez, dentro 45 minuti, lo sostituisce. Dai, è un insulto. Cioè, è un no, insulto. vabbè, quello Adesso degli ultimi tu 5 minuti, per no, vabbè, microfono. questo è vero. no, Però insomma, è un insulto. Sanchez deve essere fatto giocare con continuità, perché così anche un grande giocatore non ha possibilità di rimettersi in forma e di essere utile per la ma squadra. siamo d'accordo, ma anche con continuità, l'ha detto anche il Baron Che Pozzo, il io prossimo anno Microfono. uno dei scusami Lorenzo, titolari ha è fatto tempo che capire, Costa abbia rispetto della storia. Ce l'ho in bocca sto benedetto microfono. È tempo che Costa capisca la storia dell'Udinese e capisca la storia di Sanchez. No, Onestamente, trovi un come lo sta parallelismo facendo? con Toven, col primo Toven, c'è un parallelismo. Sì, però c'è un insulto nei confronti di Sanchez. Sanchez rappresenta la storia dell'Udinese. Sanchez viene insultato continuamente perché o sta in panchina o viene messo in campo titolare per dargli il contentino e dirgli guardate com'è, 45 minuti e lo tolgo. Lo sanno tutti che c'è bisogno di continuità. Ha bisogno di continuità. 3 partite di seguito titolare. Quando mai le ha fatte? E quindi noi adesso diamo un giudizio. Sanchez deve stare buono, il bene della squadra. Sanchez lo fa il bene della squadra, perché lo vedi che è un uomo sfogliatoio. L'hai visto quando Luca ha fatto le sue cazzate? L'hai visto in panchina quando abbiamo giocato con, non mi ricordo, che dava consigli e supportava. Ma ha diritto di essere rispettato, onestamente. Costa, io ti voglio bene, ma non andiamo d'accordo. ma Però io questo dico una discorso qui non lo capisco. Io credo che Costa la prima cosa che rispetti sia la squadra e questo gli fa molto onore. Lui chiaramente dovete pensare che un allenatore mette in campo secondo le norme normali, insomma, cioè le cose normali, insomma, la squadra che secondo lui è migliore. E lui in questo momento Sanchez nella squadra non lo vede. E adesso tu non puoi dargli torto a Costa, visto che quello che sta vince. facendo. Sta vincendo, sta giocando bene perché in primo No, io tempo come ieri. sono del partito di Lorenzo, Ernesto. però io non penso sia un discorso Ora di modo. Sanchez, a me dispiace anche a me vedere Sanchez, cioè io vorrei vedere il Sanchez Eh. dei tempi belli, chiaro che non lo potrei vedere come quella volta, ma l'anno Non lo scorso vedi nemmeno quest'anno. giocava nell'Inter, quindi vuol dire che ancora c'è qualcosa da dare, però è stato fermo parecchio tempo. L'età che ha e il tempo che è stato fermo meritano un pensierino della sera sulle sue condizioni, quindi io credo che Sanchez potrà tornare utile nei momenti topici, però l'unica cosa che chiedo cortesemente a Costa Runici, non fammelo entrare 5 minuti dalla fine, cioè dargli almeno un tempo, come fai con tanti altri, perché Sanchez, insomma, come diceva qualcuno di voi, giustamente, merita anche un po' di rispetto. Ecco, che si vinca o che si perda, insomma, Sanchez va gestito in maniera un po' diversa
in questo senso. Però insomma cosa fai con una squadra che vince, che gioca come sta giocando adesso l'Udinese? È difficile togliere qualcuno. Cioè, mi spiego, parliamoci chiaro. Si dice sempre squadra che vince non si cambia, non si tocca, eccetera, quindi staremo a vedere. Però è chiaro che tutti quanti vorrebbero vedere il Sanchez dei tempi d'oro di Udine. È impossibile, ragazzi, è impossibile. Però Lorenzo, a mio parere, Sanchez è Sanchez, insomma, è chiaro che dispiace non vederlo. Però ricordatevi che dietro Sanchez, lo ha detto anche Pozzo, uno dei prossimi titolari per la prossima stagione sarà il signor Pafundi. Attenzione, quindi a quel punto lì Sanchez, Lorenzo, Pafundi. però a mio parere non è una questione di moduli, sai, cioè che Sanchez non trovi spazio, perché posso capire magari se eri No, ancora... ma guarda, Beppi, ti permetto, su questo sono d'accordo anch'io, perché i moduli per me non c'entrano un tubo. Certo. Ecco, io potevo pensare una cosa del genere se continuava a giocare col 3-5-2, ma così come sta giocando adesso, infatti a Lecce era partito con Sanchez, Thauvin e Lucca, no? Quindi lo spazio in questo modulo potrebbe trovarlo. Probabilmente, come dicevi tu Lorenzo, finché le cose vanno bene, che vinci, per le ultime 3 partite, non dimentichiamoci che abbiamo avuto 3 clean sheet, no? Quindi 3 partite senza prendere gol, diventa difficile, no? Magari, sai, sbilanciare gli equilibri e queste cose qua, no? E quindi secondo me lui sul 4-4-2 si affida più magari a un giocatore, comunque, a un tuo pupillo Lorenzo, che è il signor Atta, no? Scusami, se tu ti ricordi adesso il rispetto va benissimo per no, però perdonami, se tu ti ricordi con Lecce, fino a quando il nostro attaccante, che doveva rimanere in panchina l'altro ieri, ha avuto la testa sulle spalle, abbiamo fatto con Sanchez in campo uno dei migliori primi tempi del campionato. Ok? Quindi dire con Sanchez, no, con Sanchez intanto eravamo in vantaggio 1-0. Abbiamo fatto calcio spettacolo. Ma che discorsi, dai. Ma che discorsi? Dai, ma di cosa mi stai dicendo? Ma no, va bene, ma adesso non andiamo a discutere, adesso Sanchez, insomma, è un icona, tutto quanto, insomma, dai. Domenica al primo tempo abbiamo fatto adesso vedrà, stiamo vincendo, stiamo giocando bene, Sanchez. Io sono convinto che Sanchez sarà un protagonista della fase di questo campionato. Nel finale di stagione Sanchez vedrai quanto servirà. Esatto, vedrai. Volevo dirvi solo una cosa per capire come gira l'aria. Io ieri naturalmente, come sempre, mi sono visto la partita comodamente sul divano, ok? E ho sentito un telecronista, non un telecronista, ma addirittura passo da una cosa all'altra, ma giusto per far capire in che mani siamo, che la seconda voce che conosco perfettamente, che si chiama Aldo Serena, ok? Aldo Serena, a un certo punto si è permesso di dire che Solé è un giocatore contorto, ok? Cioè, cosa voleva dire? Un giocatore che sì, non sa dove andare, un po' di qua, un po' di là, che non ha sono idee d'accordo chiare. con lui, secondo me è anche scarso. Io credo che solo noi potremo avere Solé, che qualunque squadra in cui dovesse andare a giocare sarebbe neanche in panchina, in tribuna, sarebbero soldi buttati. Sei d'accordo, Stefano? Sono perfettamente d'accordo con Serena. Ti accontento. Sì, esatto. Guarda, Lorenzo, mi dispiace, però hai torto. Solé scarso. Guarda, ti accontento e dico che comprendendo Solé i Pozzi hanno fatto un buco nell'acqua. Esatto. Dai, senti, Stefano, per favore, Stefano, per cortesia, dietro al pallone, butta via quella bottiglia di vino, per favore. Bottiglione. Ok, ecco, buttalo via, perché qui veramente, se no qua li vediamo tutti già sono partiti. Contorto Solé, ragazzi. Anche noi abbiamo la bottiglia di vino, Serena, cosa aveva, una damigiana dietro allora? Ma santi Dio, ma come fai? Ma dico, ma hai visto una partita di calcio dell'Udinese? Era la prima che vedevi, non lo so, ho tanto gerito male. Qual è il ma rischio contorto di Solé? Solé. Ma sai qual è il rischio di Solé? È che sia troppo sicuro di sé.
Cioè, è veramente l'unico rischio, perché io devo dire la verità, io credo che mi permetterei Te di l'avevo dire, detto. sì, ma io ti ho detto aspetto di vederlo. Sì. Io mi permetto di dire che così ho memoria scarsa, ma negli ultimi 15 anni non so se abbiamo mai avuto un difensore così forte. Devo essere onesto, non ho memoria di un difensore forte come Solé. No, Io sono rimasto impressionato e l'ho detto la prima Beh, partita per stazza e anche velocità Sì, così, e anche, ma anche anche ricorda, capacità, sì. ma ha Piedi, fatto ricorda crescere... un po' Oh, con le dovute Solé secondo me è più forte coi piedi, il primo Zapata. questo Zapata ve era lo forte. dico io, è più Udine, forte, ragazzi. ve lo ricordate Koulibaly nel Napoli? Questo è più forte Sì, di sì. Koulibaly. Questo ha Qui lo sistemato la dico e difesa, qui lo ha dato confermo. sicurezza alla difesa e di conseguenza, Ah, diciamo, Madonna, con ragazzi. Ma guardate, Con ma guardate torto. Guardate Bijol come sta giocando adesso con Solé. Una cosa incredibile. Robe da matti. Cioè, un Serena che mi dice che Solé è un giocatore contorto, ma è una bestemmia, scusami, deve andare a confessarsi. Su, avanti, dai. Però attenzione, c'è un comunque, se fatto, a c'è un Serena fatto. non piace Solé, sappiamo Gabasele, Gabasele. C'è un fatto che noi ieri nella partita, l'altro ieri sera nella partita, alla fine abbiamo rischiato un po' troppo, attenzione, perché adesso Era diciamo da che chiudere prima, era da chiudere era da prima. chiudere prima, cioè dovevamo chiudere il primo tempo, però abbiamo rischiato un po' troppo, quindi bisogna stare un po' attentini. Adesso E non sai, so se sia un problema, credo che sia un problema di eccesso di sicurezza anche sì, certe volte, può essere, però meglio stare un po' attenti, non credo sia condizione fisica, assolutamente, ripeto, però un po' blandi, perché abbiamo partita come quella col Parma devi chiuderla prima. e riuscire a pareggiare una partita col Parma sarebbe stato Lorenzo, delittuoso. sono curioso Scusami, di chiedervi una cosa. Prima parlavate di cambio di modulo. È un caso che il cambio di modulo sia stato effettuato con l'entrata di Solé? No, beh, Solé abbiamo sempre detto che aveva le caratteristiche perfette per giocare a 4, prima ancora che... sì. L'abbiamo sempre detto che con Solé si poteva E forse tranquillamente non l'ha passare a fatto 4. prima perché non c'era Solé, il cambio di modulo? No. No, Ma non si sa, però Solé lo puoi mettere anche a giocare a centrocampo, lo puoi mettere dappertutto, come esterno. Potrebbero fare a fine partita al Costa, però io credo che Costa l'abbia avuto veramente per tutta la stagione tanto casino sui giocatori, perché ha fatto un tale turnover continuo, costante, cioè noi non abbiamo mai Lo sta avuto, facendo tuttora. no, guarda, Sta ruotando molti giocatori. il turnover No, spinto inizio anno... che ha fatto, ma non No, solo sai chi mi inizio dispiace? anno. Cristian Pupo è uscito. Cristian sei unico, sei. Di Sanchez. E Un giocatore che mi tu. piace, Pagero. Cristian Pupo è il numero 1, ragazzi. Cosa? Cristian Pupo è il numero 1. Non scherziamo, il giocatore più forte che abbiamo visto a Udine si chiama Iturra. Sì, ma lui lo teniamo fuori in classifica perché è scontato. Incredibile Pupo. No, ciao Cristian, ciao. Sì, quest'anno non abbiamo mai neanche avuto una rosa così profonda, perché tu guarda le soluzioni, cioè adesso stiamo discutendo che non gioca Sanchez, è incredibile, stiamo discutendo che non gioca Pagero, A maggior ragione stiamo discutendo dico, che non gioca Christensen, cioè ci sono tanti giocatori che anche lo stesso Zemura a sinistra non sta giocando. Ti dicevo prima che tuttora io non dico che fa il turnover, ma sta ruotando più giocatori. Non vi dimenticate che domenica, il secondo tempo, non ha messo dentro Paiero, ha messo dentro Zarraga. L'altro giorno non c'era, non perché è diventato papà. Auguri a Paiero. Lui Modesto, ha messo dentro lui Modesto anche. Quindi, cioè, è un allenatore che dà l'opportunità e la possibilità di mettersi in mostra a tutta la rosa dell'Udinese. Questo che mette in campo una squadra che secondo lui può vincere, questo è il fatto. A proposito, devo fare gli auguri a Filippo Patata, perché dice tanti auguri a me. Buon compleanno Filippo. Auguri. Ai nostri amici. Ciao. Auguri, però scusa Lorenzo,
fino a 8 domeniche fa cosa faceva? Metteva una squadra per perdere, cioè ricordiamoci le cose. C'era secondo me una condizione fisica No, precaria. adesso abbiamo avuto una condizione fisica No, deprecaria. avevamo cioè, una confusione tattica. esatto, cioè, io non ho capito perché questo se arriva che ha fatto un certo tipo di gioco, andavamo bene ed è tornato sereno al 3-5-2, abbiamo preso ramazzate da tutte le parti, perché per quanto la difesa abbia e avesse determinati limiti senza Solé, ma non abbiamo i giocatori per quel modo, ma non li abbiamo neanche per sbaglio. Con questo modulo, ricordami come si chiama quello sulla sinistra che abbiamo pagato 200 milioni. Camara, anche lui se è diventato Bono, no? Cioè, c'è stata una confusione tattica a livello di giocatore, anche di mister, perché l'abbiamo detto più volte. Chi? Ah sì, ma ti sto dicendo gioca che più basso, non gioca come quinto. Ma ti sto dicendo che questa squadra non è costruita, anche se credono di sì, per fare il 3-5-2. No, assolutamente. Io guarda, No, dal primo giorno, io ti dico, dal primo scusami, giorno dell'anno per me era un 4-3-1-2, un 4-3-2-1, è sempre stato così fin dal principio, Cioè, perché ho sempre anche pensato, cioè questa cosa qui ci abbiamo messo 25 giornate per arrivarci, perché io questa cosa non la capirò mai, perché a Udine tu arrivi, sembra che in autostrada ci sia, se vuoi uscire al casello devi fare il 3-5-2, se no non ti faccio uscire. No, cioè, ma abbiamo visto i risultati, perché è vero che la difesa senza Solé è più debole, perché obiettivamente l'abbiamo vista, perché Giannetti ha fatto le sue porche figure, Bijol è stato criticato abbondantemente, mi sembra che su Bijol ormai non ci sia più nulla da dire, perché la qualità di un altro ti migliora anche a te, e Bijol è già forte, ma questo ha permesso di migliorare il giocatore preferito da Stefano, Christiansen, anche Cabasele. Scusa, perché non c'era? ha giocato a Zibur. Sì, l'ho capito, ti ho fatto un'altra domanda. Non so, chiedilo a Costa. Ma scusa, ma te a fine partita non vai a fare le interviste? Cosa devo chiedere? Mica mi viene a dire, perché mi dice ma il problema suo è che non conosce l'inglese. No, scusami, posso fare una domanda? No. Mi è dispiaciuto. Stefano, sì. Una domanda. Vorrei da te un pensierino, e anche dagli altri, un pensierino della sera su un certo Attà. Bene, veramente bene. Come sta a proposito? No, un crampo. No, niente. Tutto bene. Ha corso tanto, veramente, veramente bene, ma corre tanto, ma con qualità. E ha un tocco di palla non indifferente, un gran giocatore, veramente. È arrivato un po' così in sordina l'ultimo giorno di mercato, siamo di fronte a un giocatore con ampio potenziale. Stefano, questo rende onore Scusatemi, che dall'inizio diceva che questo era un grande giocatore. Scusatemi, Infatti Lorenzo, che ha la procura di Atta, sarà contento. Scusa, di chi è Atta? Giusto così per capire. È la procura di Lorenzo? Sì, ma di chi è? Fino a quando è nostro? È in prestito? No, è in prestito con un'opzione, quindi diventa nostro. Diventa nostro, come diventerà nostro probabilmente, e questo mi fa molto piacere perché so che è fortissimo. Abbiamo un diritto di opzione al 30 al 30 giugno, è del MED, ma noi abbiamo un diritto di opzione che l'Udinese ha tutta l'intenzione di andare a esercitare. Okay. Esatto. Ti fa contento? Sì, vi spiego, scusami Lorenzo, per essere chiari, vi spiego perché si è fatto un prestito, perché è arrivato anche lui l'ultimo giorno di mercato, se non ricordo male, e non c'erano, spiegò Nani così, né per lui né per Touré i tempi tecnici per fare tutta una trattativa per un titolo. Il 50% è andata bene. Sì, vabbè, Touré tra l'altro è anche lui arrivato in prestito da Lorient e si è infilato al ginocchio e adesso si capirà se cosa succederà. E Atta c'era un'opzione di riscatto, credo che a questo punto Udinese aveva tutto l'interesse di andare a riscattarlo dal Metz. Tutto qua era per dirti perché si fece un prestito a prescindere. Nani lo spiegò così. Ma non è una critica, i prestiti con diritto di riscatto a me vanno bene.
Sono i prestiti secchi. per Elio, altra No, plusvalenza. no, non è un prestito secco. Il diritto di riscatto lo riscatterà Diritto di lui, te riscatto. lo dico subito. Allora, Come, dato- come farà di hai fatto tutto, la attenzione, battuta, scusate, però- come farà no, di te lo dico tutto da caso. l'Udinese? Ok, Elio, posso? scusami. Vai, vai. No, voglio dire, Farà- per Elio, altra plusvalenza, chiaramente, cioè io dico una cosa, Ma se andiamo a fare se facciamo gli imprenditori, io dico una cosa, quante plusvalenze potrebbe fare l'Udinese quest'anno? Ma io dico, chi è stato bravo fino adesso a fare tutto questo, come ha fatto la famiglia Pozzo? No, sono d'accordo, Elio. Io no. Trovi una porta sfondata, non aperta. Vabbè, Allora, la vediamo trovi chiusa. se era il primo Sì, ma argomento. se vi ricordate, Stefano, se vi niente, ricordate, niente. già quest'anno all'inizio. Beh, è cambiato tutto, chiaro. Lì volevo arrivare. Lì Il volevo rapporto arrivare. Ma con gli tifosi, ma con anche l'ambiente, i giocatori. i giocatori acquistati. Cioè, ti dà, Hanno questo ripreso, cos'era? posso Scusa dirti una che poi cosa, ti hanno ripreso a fare l'Udinese, Esatto. perché per anni Esatto. non l'hanno Questo fatto. era Chiaro. sinonimo di quello che Deva a succedeva quegli anni 10 anni fa, dove arrivavano i in cui risultati. andavano a pescare giovani ragazzi interessanti, non solo giovani ma anche di qualità. Questo è dall'inizio dell'anno che noi lo diciamo, questa cosa qua. Ecco, il punteggio a 39 punti a 11 Prendi. partite, ad 11 partite del fine del campionato sta a Sì, dimostrare, anche questa cosa. che si è operato molto bene. Chiaro. Dica. A dimostrazione che negli anni scorsi, come Elio non riconosceva, si è operato molto male e quindi dopo 15 anni era tempo e ora che facessero qualcosa. Dopodiché, siccome non è il caso di parlare, vedremo nel futuro, perché le cose devono essere confermate. È stata Le ammissione anche Ah, loro che avevano sbagliato negli ultimi anni. Allora, Scusate, ma ribadisco, quando si opera Elio? Dove? Elio sta benissimo. non lo so, chiedi a lui. Elio. No, ma c'è un medico famosissimo, Olive Crona. Scusa, Lorenzo. In che senso? Fa l'operazione come il falconiere della Lazio, non sapevamo. No, non lo so. Scusa Lorenzo, volevo No. sapere chi è Ho già l'altro dato. giocatore di cui ci Ho già parlavi, che dato. sono curioso. No, credo con ragionevole certezza che nel calcio va ben declinata, che un altro giocatore che potrebbe arrivare a giugno questa volta sarà quel Gomez che non è arrivato a gennaio per le Valentin storie Gomez. ed è fortissimo, un difensore fortissimo. E poi dopo vi lascio finire la trasmissione, vorrei solo citare perché vorrei solo dopo vorrei citare. parlare di uno che era il numero Ecco, uno nella mia ecco, scaletta. allora, No, io vorrei no. soltanto dire solo grazie, fare i complimenti, chapeau, Prego, Minchino di fronte a un giocatore come Padelli. Basta. Oh, finalmente ci sono voluti 47 no, minuti. basta, Era l'ho il detto, primo argomento della il mio serata. dovere l'ho fatto perché è giusto dirgli bravo, complimenti, sei stato veramente un grande professionista, un grande uomo e con grande umiltà ci hai salvato Bravo. da un Due inizio grandi pareggio. parate. Lorenzo, comunque Esatto. si è saltata la scaletta, è colpa al bozzo, perché Padelli era al primo diciamo, argomento nei della fogli. trasmissione. Dei fogli di Elio. se li ha incasinati, poi ho iniziato a leggere dalla Nei fine. fogli era il Cioè, primo. però posso dire Elio che viene con gli appunti perché non si ricorda una pippa. Cioè, ma veramente. Cioè... No, caro, io sono stato vedere tutto il Scusa Stefano, ma gliel'hai detto tu che abbiamo vinto perché non se lo ricordava? Sono 11 giornate da giocare. Guarda, vedere te, sai raccontare tutti gli scontri diretti delle squadre? Dai, ti interrogo adesso. Dimmi con chi giochiamo. Con chi giochiamo fra due partite? Con chi giochiamo? Con la Lazio. No, quella dopo. Bocciato, via, a casa. Mandalo a casa. No, grande Padelli. Io tra l'altro l'ho premiato perché era facile premiare Toven e tutto. Io l'ho premiato con il mio migliore in campo. Gli ho dato 8 in pagella. Tanti mi hanno detto, ma ha fatto una partita da 6,5. Sì, aspettate, ha fatto una partita da 6,5, forse 7. Anzi, ti dico 7 perché ha fatto una gran parata quella su Man e una grande sicurezza dopo quasi 3 anni. Esatto, 2 anni e mezzo. Quindi un voto in più, migliore in campo per me non è Toven ma è Daniele Padelli, che potrebbe giocare anche la prossima partita. No, infatti questo volevo chiederti, perché potrebbe? Mi hanno detto che il nostro si è rotto un dito.
Sava sì, non c'è sicuramente con E la allora Lazio. chi gioca? Cassina? Allora, no, giocherà quello. Padelli, molto probabilmente giocherà Padelli. Okoye tornerà ad allenarsi questa settimana. Ieri, tra l'altro, Okoye era al Palasport Carnera a seguire l'Apu, ma questo c'entra ben poco. Cosa ha fatto l'Apu? Ha vinto Bene, ed è prima. ottimo. Bene. Tu a lui devi fare domande solo sul Fagagna, va bene? Non devi chiedere queste cose qua che lo destabilizzano. Il Fagagna 6-1. Non mi hanno detto che non ti hanno visto. No, ieri non sono andato perché faceva un po' caldino, sono abituato solo con i tempi rigidi. Noi ti spiamo, ti Sì, teniamo io monito. quando fa freddo e posso stare seduto sulla panchina di cemento col sedere che si ghiaccia sono più contento. Col caldo è un lavoro facile. Quindi grande professionista e grande persona Daniele Padelli, perché tra E l'altro siamo tutti d'accordo sì, sul voto, su almeno 8. su questo personalmente. Tra sono l'altro, chi si dimentica di una cosa, Padelli è anche un leader importante all'interno dello spogliatoio, anche se non ha giocato, è sempre stato uno dei leader dello spogliatoio. Mi fa piacere che ha avuto la sua chance e abbia risposto bene. Okoye tornerà abbastanza presto perché torna ad allenarsi in toto con la squadra. Secondo me con la Lazio gioca ancora Padelli, poi potrebbe già di nuovo giocare Okoye. Detto questo, quello che succede extra calcio nel caso Okoye è tutto ancora nebuloso, non se ne sa nulla. Quindi parlando di infortunio, parlando di calcio giocato, questa settimana inizia ad allenarsi. Se poi quello che era stato preso, cioè quel caso legato a extracampo, non si sa ancora cosa succederà, su quello non abbiamo una sfera di cristallo. Può andare che la speranza è che si risolva in un nulla, non lo sappiamo. Quindi Sono d'accordo principalmente con te sul voto a Padelli, ma non solo per le 2 parate che ha fatto, ma per la sicurezza che ha dimostrato di dare a tutta la squadra. Qua abbiamo uno che faceva il portiere e può risponderci. Scarso, No, ma però comunque, giocare, senti, entrare dopo no, tanti... volevo dirti, Elio, le 2 uscite alte che ha fatto sulla linea del rigore, quello è sinonimo di sicurezza, che può dartela chiaramente a tutta la difesa, no? Ecco. Comunque, sai, entrare in partita, si è trovato improvvisamente, quasi impreparato, diciamo, dopo l'infortunio, no? E chiaramente, insomma, giocare e riuscire ad esprimersi così, cioè, ti dico, anche se non dovesse giocare più, Padelli il suo stipendio se l'è altamente meritato. bene, un'ultima cosa che era messa in scaletta. A che numero? No, era giusta, sì. C'era prima degli auguri di Zico che sono stati fatti prima. Okay. C'è insomma una tifoseria che cresce, una passione che sta crescendo. Beppi, siamo stati, insomma, si è parlato tanto di tifosi dell'Udinese in Italia, ma mai con accezioni positive. C'è tanto di positivo perché, insomma, è un Sono tifo che cresce. unici. È un tifo che veramente cresce. L'abbiamo detto più volte, Stefano, l'abbiamo detto, che è la cosa bella che ti entra proprio nell'anima di questa tifoseria è il vedere, diciamo, le giovani leve proprio, le giovani leve con le sciarpe, con le magliette dell'Udinese, sia in casa che in trasferta. E questo è una nota positiva sicuramente per il futuro e per tutta la nostra tifoseria, insomma. Sì, ma non solo, avete fatto caso a quanti genitori con bambini piccoli in braccio vengono allo stadio? Cioè, è una cosa quasi impensabile, no? Fino a qualche anno fa. Sì, diciamo che non siamo quella tifoseria violenta che come spesso ci dipingono, o che ci sia anche molto di più. Ecco. Ma adesso niente, su dai. Ma sai qual è il bello? Sai qual è il bello? Perché parlandone anche con gli Udinese Club, con gli amici, dei ragazzini che vanno a scuola, se vi ricordate, fino a 15-20 anni fa, nelle classi tifavano tutti Udinese, Milan, Inter, Juve. No, ecco, adesso invece Sì, nonostante i risultati ci che sono, sono nonostante che non stiamo facendo, non è che sì, non come quando ero io ragazzino che si andava in Europa ogni anno. Ci sono stati degli anni difficili, però adesso io noto che nelle classi, nelle scuole, anche conoscendo dei miei amici che fanno i professori e tutto, ci sono molti ragazzini che tifano. Ci siamo uniti nelle difficoltà, Ernesto. No, si sono immedesimati tutti magari noi l'anno scorso nell'appartenere al territorio, Stefano.
Sì, perché in fondo dobbiamo ricordarci che tifoso l'Udinese non è la squadra di Udine, è la squadra del Friuli, di una regione, capito? Quindi c'è un assemblement che è importante e tutti si vedono in questa. Io oggi ho trovato un bambino che siamo andati a prendere delle mele, eccetera, che fa la quarta elementare e io ho È convinto andato a che prendere le possa... mele col bambino? No, che è il figlio di un mio amico. Ah, ma ti E questo teneva qua per gli ho mano mentre detto, andavate a prendere le mele? posso mandarti a cagare, Pozzo? Guarda che sta Eh? parlando seriamente. Cioè, non guarda so- che non sei simpatico, eh? No, ma tu devi interrompermi nel momento giusto e io ti mando a quel posto e senza carta igienica anche. No, e questo bambino mi ha detto, ma dico, ma tu tifi qualcuno? Io ho la sciarpa, il berretto, dice, e la maglietta e la firma dei giocatori dell'Udinese. Viva l'Udinese! Quarta elementare. Così crescono i bambini sani. Molto bello, Posso molto bello. aggiungere, Ecco. posso aggiungere qualcosa? Non dimentichiamoci anche di ringraziare fino a questo momento, secondo me, un altro personaggio che naturalmente non gode degli onori della cronaca quotidiana come i giocatori, ma che secondo me è molto importante in questa squadra e lo sarà Gökhan sempre di più. Inler. Ecco, così Grazie, ti rubo io te. bravo. Vabbè. Niente, io volevo appunto terminare parlando di quello che si vive in curva, soprattutto prima della partita, tra il primo, no, tra il primo, aspetta che dopo ti do i compiti per Stavano casa, parlando no? di Gökhan Inler. Ma vabbè, ma è stato giunto adesso Gökhan Inler. Io stavo continuando sul discorso tifosi. So che te non te ne frega niente perché allo stadio non vieni mai. Tu stai sempre a fagagna. Io, E allora io- su questo punto io stai quando, zitto, quando ci sarà lo stai stadio zitto, Friuli stai rientro. zitto, Tu stai vai zitto, al... Scusa Elio, tu stai zitto, puoi lasciami chiedere, finire, no, solo perché una io sono un cortesia, tifoso, no, puoi solo una chiedere, cortesia, puoi chiedere se mi illuminano tutta la scritta Blue Energy. Guarda, senti, io guarda, non lo dico, però ti rispondo come ti ha risposto Lorenzo prima, va bene? Non Ok. siete simpatici. Lascialo. Basta, dai, se no deve farsi Sì, curare. vivere la curva, no? Come si sta vivendo la curva pre-partita, dopo partita, cioè è diventato un punto di aggregazione, un punto donne, bambini, grandi, piccoli, cioè è bellissimo. Io ho vissuto tantissimi anni in tribuna, ma io dico che quelli che non hanno avuto l'occasione di vivere la curva, ma soprattutto in questi anni, anche quando le squadre come la squadra l'anno scorso non andava bene, è una cosa, guarda, è un piacere andare nel salotto di Udine. Allora, martedì sera eravamo giù alla cena delle zebre di Gonars, che faceva i 40 anni, l'anniversario dei 40 anni, ed erano ospiti appunto Lorenzo Ingler e il mister Costa Runiaic, no? Ecco, volevo spendere due parole per questa splendida serata che hanno organizzato le zebre, magnifica proprio in tutti i sensi. E sai che le zebre è un club prettamente femminile, composto solo da tifose non hanno, quindi è stata più Bozzo. quindi hanno raggiunto un traguardo molto importante. Questo significa la passione che ci mettono per tutti questi lunghi anni. Io avevo di fronte a me sia Ingler che Runiaic, parlandone così, poi chiaramente Ingler faceva il traduttore, ma Runiaic preferisce parlare friulano e non italiano. A me ha detto una cosa, ha detto, no? E cumò e l'infur parfum. Quindi su questo proprio, chiaramente era a titolo Cosa avresti detto tu simpatico, alle no? signore? A titolo però ha fatto piacere, sai, sentire una frase Scusi, signor Presidente, ma perché le zebre non mi invitano? perché non porti più il perizoma leopardano. No, zebrato. 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 Lo compro, in loro onore, lo compro. Faccio anche spettacolini. Facciamo una colletta. Maurizio, Elio, Maurizio Antomoretti dice che non ti hanno invitato perché eri a cagare. Ragazzi, finiamola qua perché lunedì, sennò qui no, svacchiamo, quando giochiamo? attenzione. Lunedì sera, noi ci vediamo Martedì. martedì alle 18. Perché lunedì sera giochiamo con lunedì sera che ora è? Alle 20:45 con la Lazio. Lazio! Piccolo appello, se qualcuno è interessato a venire a
Roma Lazio. a vedere la Lazio, ci sono ancora posti disponibili con il club Selmonson del presidente qui Elio, bravo. il nostro Sì. udinese club, Io preferisco il club delle zebre. di cui che sei quello anche di tu, Bianca. di cui sei anche tu socio, Sì, non però- frequentante. Però le zebre, se mi chiamano le Maurizio zebre, io Moretti. frequento. Scusa, ma pensa che E anche- consiglieri, pensa che Confesso. consiglieri abbiamo tirato Sì. dentro. Pensa Io che vado in tutti e consiglieri due, abbiamo tirato dentro. Cioè, allora, il consigliere Petiziol dovrà fare una menzione di diffida al consigliere Bozzo per mancate presenze. perché Non so si neanche è se ho pagato mai la visto. quota annuale, ma senz'altro sì. No, il prossimo anno paghi tripla. Ragazzi, la chiudiamo qui. La chiudiamo qui Bene. perché adesso dobbiamo pensare alla Lazio. Adesso ci Ah, siamo Lazio! divertiti. Ah, Lazio, dello Tito, va bene? Vabbè, ha battuto il Milan ieri, comunque, comunque che insomma, Milan. no, vabbè. Questi tempi anche il Pagagna batte il Milan. Se è possibile. Sì, Appunto. facciamo un pronostico, Lorenzo, un pronostico. No. Se la puoi tirare. Fatelo voi, io non voglio saperne di pronostici. Io penso Non sempre che facciamo, l'Udinese vinca. presto, Non presto. facciamo. A me interessa che l'Udinese giochi bene, È che presto. vinca, il resto è... sì. Ragazzi, buona settimana. Ciao Ernesto, ciao Beppi, ciao Elio, ciao Stefano. Ciao. Bravi, mi raccomando. Ciao Lorenzone. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Studia Bozzo, studio per lunedì. Studia. Big Bang, la trasmissione. Ragazzi, dove eravate? C'è la trasmissione, dai, andiamo. Thank you.